L'Auditorio dell'Opera Immacolata Concezione di Padova ha ospitato il terzo forum dei 5 programmati del progetto indetto dal CONI Veneto e Regione dal titolo Sport e Salute, che ha scelto per questo appuntamento come filo conduttore il Veneto come modello. Una convention che ha messo soprattutto in rilievo l'importanza del comparto sportivo del Veneto con le sue peculiari connotazioni sociali, economiche e culturali, ma soprattutto considerato da tutti come un modello di prevenzione alla salute in un'ottica di sviluppo futuro. $1 investito nello sport, $3 risparmiati nella sanità. Ma la ricerca che è stata fatta in America, paesi evoluti in questo campo, dimostrano che i benefici che dà il movimento, non lo sport, il movimento sportivo, quindi l'attività sportiva, camminare, correre, andare in palestra, eccetera, porta a un miglioramento della vita di un individuo e quindi a un risparmio certamente sia di medicine sia nel campo di molte malattie. In Italia siamo ancora però ai primi studi, mentre nelle altre nazioni questo viene applicato. Ecco perché noi come CONI Veneto mandiamo un segnale di allarme, cerchiamo di metterci ai passi coi tempi, siccome ci riteniamo nelle prime 8 nazioni nel mondo, nello sport questo ci manca. Se ne parla oggi all'OIC, è un po' il giro di boa di questo ambizioso e complesso progetto, lo Sport Veneto nel panorama nazionale. Noi potevamo fare un unico convegno, dire quanto bravi siamo, che lo Sport Veneto è una delle prime regioni in Italia come movimento sportivo. Invece abbiamo voluto con questi forum e col finale che lo faremo in maggio in una convention grandissima, dare 5 segnali a chi ci ascolta, che lo sport porta turismo, lo sport porta economia, lo sport migliora la salute dei cittadini e fa risparmiare per la sanità pubblica, lo sport ha bisogno di impianti sportivi dove poter svolgere l'attività ai nostri giovani e poi un rapporto nuovo con la scuola. Lo sport deve essere considerata materia di serie A, come è l'italiano, la matematica, non modo di punizione. Quando si vuole punire un alunno e gli si dice, come è stato detto in questa occasione, voi non andate a fare la lezione di ginnastica per punizione, vuol dire non aver capito niente cos'è lo sport. Questo avviene ancora nelle nostre scuole, in alcune scuole, in alcune località. Noi vogliamo dare un segnale positivo, lo sport è materia di serie A. Credo che il Veneto su questo, con la collaborazione del nuovo CONI nazionale, potrà dare veramente un grande risvolto allo sport per tutti. Moderato dal giornalista di Rai 3 Luca Ginetto, il Foro di Padova ha incentrato il lavoro in un proficuo confronto tra opinion leader del settore per individuare sinergie e progetti con lo scopo di indirizzarli verso uno sviluppo della politica sportiva a tutte le società, una scelta ampiamente messa in pratica anche dalla struttura dell'OIC di Padova. Sport e salute, se ne parla all'Opera Immacolata Concezione non a caso. Ecco, proprio hai detto giustamente, non a caso, perché noi sviluppiamo, partendo da un'attenzione alle persone mature, anziane, non autosufficienti, tutte le manifestazioni di libertà. Muovere gli arti del corpo, fare attività motoria è una manifestazione di libertà che non vale soltanto per l'agonismo o per coloro che sono i campioni, ma vale per tutti, anche per coloro che hanno oltre 70 anni. Come è stato ribadito al foro, i vantaggi economici infatti influiscono direttamente sulla spesa sanitaria, poiché riducono l'incidenza su diverse patologie, oltre naturalmente anche i costi non sanitari relativi alle gestioni della vita individuale dei singoli e dei familiari per quanto concerne all'inabilità a causa di determinate malattie che sono riconducibili alla sedentarietà. Scuola dello sport, si parla di sport e salute, la formazione degli operatori sportivi diventa uno degli aspetti fondamentali. Diventa determinante perché lo sport è multidisciplinare, perché far bene nello sport non è cosa semplice, la formazione deve essere di alto livello ma continua. Il nuovo progetto della scuola centrale dello sport è quella di condividere, di declinare con le realtà regionali, con le scuole regionali dello sport un progetto centrale, quindi ci sarà una grande struttura centrale che in qualche maniera si declinerà nel territorio, questo con il grande supporto delle scuole regionali, quindi dei comitati regionali del Comitato Olimpico Italiano. Sul tema sport e salute, dal suo punto di vista? Lo sport italiano si muove credo nella giusta direzione, stiamo discutendo in ogni tavolo possibile, anche oggi è un'occasione importante per dimostrare
dimostrare con i numeri la valenza dello sport in termini salutistici. Dobbiamo in qualche maniera controvertire la cultura che c'è sopra questo argomento e far capire a chi di dovere che questa è una risorsa, non è una spesa, è un investimento importante per la società. Far capire che i giovani, che le persone di mezza età, che le persone di terza età attraverso questa pratica possono solo trovare giovamenti e che l'intera società può trovare giovamento. Al tavolo di relatori si sono susseguiti Antonio Urso, coordinatore dell'attività della Scuola dello Sport e Istituto di Medicina, Federico Schena, presidente del Collegio Didattico della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Verona, seguito da Antonio Sambo, dirigente della Regione Veneto. Sport e salute, terza tappa del progetto. Stiamo un po' analizzando quelli che sono gli aspetti più importanti del settore, in tempi che sono estremamente difficili per via della crisi economica, ma queste sono cose scontate. Il rapporto tra sport e salute in Italia, nel Veneto, nel mondo. Ma il rapporto tra sport e salute ormai è comprovato che l'attività fisica, ci sono studi, emergenze chiare, insomma, comporta benessere e allungamento del ciclo di vita sicuramente. È altrettanto comprovato che un cittadino sano costa allo Stato 300 euro, 400 euro anno, un cittadino in stato di premalattia ne costa circa 5.000 e un cittadino in stato di malattia ne costa molto più di 5.000. Cosa vuol dire? Che lo Stato, attraverso l'attività fisica, lo sviluppo dell'attività fisica, la diminuzione del tasso di sedentarietà, può avere un risparmio sicuramente economico. Non siamo in grado di quantificarlo, ma consistente oggi, ma soprattutto una riduzione anche del tasso di mortalità e il valore di vita salvaguardata, che è molto più importante di quello economico. Il problema qual è? Mettere a sistema le migliori esperienze e offrire alle varie gamme di popolazione, no, da 0 a 100 anni, la possibilità di pratiche motorie diverse e strutturate, così come includere le diverse abilità, sia fisiche che anche psichiche, perché anche in questo tema la diversa abilità trova nel moto una sicura e incondizionata linea di miglioramento. Donatella Donati, docente di attività motorie e sportive per persone con disabilità, ha anticipato l'intervento di Guido Martinelli dello studio legale Martinelli e Rogolino, che ha posto in rilievo gli aspetti tecnici del decreto Balduzzi, mentre Lorenzo Spigolon, presidente del Comitato Veneto della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha messo in luce gli aspetti legati al recente decreto Balduzzi sull'utilizzo dei defibrillatori.